Pensiero del giorno, domenica 31 agosto. Ogni ostacolo un trampolino di lancio. Fare di ogni ostacolo un trampolino di lancio. Non sopportare la croce, qualunque sia il volto che essa abbia, ma attenderla e abbracciarla minuto per minuto come fanno i santi. Quando arriva, dire: è questa che volevo, Signore. E una volta detto sì al Signore, bisogna vivere pienamente il momento che segue, senza pensare a noi stessi, alla nostra sofferenza, ma a quella degli altri, o alle gioie degli altri per condividerle, o ai pesi degli altri per portarli insieme, o all'adempimento dei propri doveri in modo che, per volontà di Dio, si elevino come una preghiera continua, su cui dobbiamo riversare tutta l'attenzione della mente, l'affetto di tutto il cuore, tutto il vigore della propria forza. Questo è il piccolo segreto con cui si costruisce mattone dopo mattone la città di Dio in noi e tra di noi, e ci si innesta già da questa terra nella volontà divina che è Dio, eternamente presente. Domenica 31 agosto. Ogni ostacolo un trampolino di lancio. Chiara Lubich, Tornare al presente, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.